Antonio Pio e Domenico Emanuele, una grande emozione, i primi nati del 2015. Io sono la nonna materna, è stato un bel evento, un giorno l'hanno scelto loro, è stato un evento bellissimo, dopo 15 anni di attesa. Noi le aspettavamo il giorno 5, invece loro hanno fatto una bella sorpresa, un bel evento per i suoi genitori e sia per noi nonni. Avete brindato in anticipo non solo al primo dell'anno ma anche l'arrivo dei bambini. È stata una sorpresa per noi. La notte era tutto tranquillo, dopo la mezzanotte mia nuora si è sentita e dice ma sappiamo se ce la facciamo, ma comunque siamo orgogliosi di avere questi due nipotini. Avete cenato il 31 sera tutti assieme, avete brindato sì. E poi è arrivata la sorpresa. Poi è arrivata la sorpresa la mattina, cioè appena svegliati e subito mia nuora dice e ora dice già siamo venuti qua all'ospedale. Sono nati alle 11:15 il primo, alle 11:17 il secondo. Sono i primi nipoti, signora? No, 7 nipotini c'ho, questi 5 già c'hanno. E per lei? No, io avevo 3 nipotini e questi sono 5, questi sono 5. Quindi diciamo un'apertura di anno all'insegna della felicità assoluta. Favolosa, favolosa. Anche i miei nipotini sono molto orgogliosi. Per i gemelli, da molto tempo che ci aspettavamo questo momento. Finalmente, ringraziando Dio e tutti i santi, siamo arrivati a questo bello evento. Non abbiamo lingua per ringraziare Gesù e tutti i santi che ci hanno protetto fino alla fine.